Muta cupita ba, vieni, mi cogliamo in città. Questo è un pochettino come si apprestano a attaccare il lavoro. Vanno sempre a pariglia, uno che gli dà la creta, l'altro prende i due bacchettini che ci sono nell'acqua, in quell'acqua mettono delle scorze di un albero, oleose, perché ogni volta gli hanno portato via un mattone e lo hanno lasciato a terra, le forme entrano di nuovo dentro l'acqua per essere oleate, in modo che la creta non si attacca e i mattoni vengono dati lì. Tutto dipende da quest'uomo, sia la velocità sia la qualità del mattone. Dia aku luta con seca? Ma dove qua? Vedi che fa un po' come noi facciamo con le pizze napoletane, così fanno loro con i mattoni, si prende un pezzo alla volta rotondo e lo si prepara già, perché l'uomo possa andare con velocità consistente, perché quello che è importante è farle anche con una certa velocità. Tutti questi bambini portamandizza matope, sono quelli che fanno andare la creta. Dentro, col bastone, via. E i ragazzi che corrono, tutta mano significa proprio corrono. In genere sono ragazzi, bambini che vengono a fare questi lavori, però noi li paghiamo monetarra, cioè prendono un buon salario con noi.